Mi accodo anch'io, insomma, alle sentite condoglianze del grande Piero. Sì, davvero. Che saluto, tra l'altro. Stasera sarà un po' un leitmotiv, giustamente. Marco, buonasera. Potrei esserci, certamente. Dove? La saluto, grazie. Marco, sei in diretta, Buonasera buonasera a tutti, Marco. che saluto, tra l'altro, e stavo dando conferma. Domani mi hanno invitato a Che aria tira gli effetti della Verza Moretta. No! Che saluto, tra l'altro. Salutiamo la Verza Moretta e anche gli effetti, soprattutto. Purtroppo non sta andando troppo bene. Come la vedi tu, da grande opinionista sentito da tutti? Certo, guarda, ho avuto modo di parlarne proprio ieri a Ballarò, quando che non voglia. Ma mi sembra che stiamo rivivendo un incubo già vissuto lo scorso anno, che saluto, tra l'altro. Con la differenza che quest'anno abbiamo anche meno idee. Che saluto. Infatti l'anno scorso, se ti ricordi, nella follia totale di avere un allenatore col foglio rosa, che saluto, tra l'altro, che andava in panchina con la P sulla schiena, e a fianco un altro con la patente, che saluto. Insomma, dei due mezzi che ne abbiamo fatto uno, che saluto, tra l'altro, il famoso Zaffaretti o Bocconi, che dir si voglia. Almeno qualche straccio di idee si è visto. Il fatto è che, come si dice in gergo tecnico, è il cool dell'anno scorso, non so se lemmo anche a Stano, che saluto. Tra l'altro, io avrei cambiato subito, approfittando della sosta della nazionale. Ho avuto modo di parlarne proprio stamattina a Indovina chi viene a cena, non mi interessa, basta che non venga a mani nude. Ecco, sì, ci sarò. E mi hanno invitato a porta a porta 1 litro di quel bon. Che saluto. Chi è che non ti ha convinto? Ma non mi ha convinto, ad esempio, come ho avuto modo di dire a chi l'ha visto, Saponara titolare. L'avevo detto ancora non appena Saponara aveva firmato a Dove sta Zazà, che è le 2 ore che lo aspetto. Che saluto, tra l'altro. A testimonianza che avevo detto anche della difesa corta, se ti ricordi, vai a vederti la registrazione dove ho partecipato a Via Collento in viaggio col vecchiotto col cappello. Che pagliaccio. Non vedo convinto neanche Davidone di questa trasmissione qua. Vai a rivederti il podcast dove ho detto se fa male o che viene un raffreddore siamo ciavali. Vai a vedertela. La trasmissione era la signora in giallo la ropettava con Ambrogio. No, ma quella no, dai, non ci credo. Quella ho voglia di qualcosa di buono, quella signora ho voglia di qualcosa di buono. Ecco, non diciamo lasciava intendere tutto. Ecco, no. Hanno parlato proprio di questo doppio senso e lasciava intendere che sia cosa piazza pulita, ma lei sulla Traspolesana che piende mondissima. Confermo. E a volte anche una scarpa sola. Quello sempre. Volevo solo dare appuntamento ai miei fedelissimi che mi guardino a Dica 33. Lo diria volentieri lei che va a operare la mascella. Vabbè. Allora, scusami, ho mai visto Peppone, Don Camillo e il prete del Legnano. No, anche quello, no, va bene. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.